2 novembre, benvenuti a Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi ci occuperemo della ricorrenza naturalmente dei morti, ma anche del calo dell'inflazione e di altri argomenti con diversi ospiti. Intanto parliamo della bomba d'acqua che si è abbattuta ieri sera su Palermo, provocando allagamenti e disagi, come vedete, alla circolazione stradale. I problemi maggiori lungo la circonvallazione, eccola qua, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati, vedete questa macchina sulla destra, nei pressi di Tommaso Natale. Allagamenti anche a Mondello e a Villabate, numerose le chiamate ai vigili del fuoco, le previsioni per stamattina segnalano, grazie al cielo, un deciso miglioramento delle condizioni. Attualmente su Palermo c'è un sole velato qua e là da nubi e oggi invece l'allerta rossa è decisamente al nord, in Friuli e in Veneto in particolare. Oggi è il giorno della commemorazione dei defunti e anche oggi a Catania si annuncia una vasta affluenza al cimitero di Via Acquicella, come già ieri. Cimitero che necessita di urgenti interventi di riqualificazione. Sono tante le lamentele dei visitatori, dalla mancanza di luce ad intere aree abbandonate con erbacce e abusivismo. Vediamo. Io comunque sia, se ho dei fiori in più, sono sempre propensa a lasciarli, anche se non conosco. Nel segno della tradizione sono migliaia i catanesi in visita in queste ore al caro estinto. Preso d'assalto il cimitero di Via Acquicella, che già di buon mattino è meta di un vero e proprio pellegrinaggio che proseguirà anche domani e nei giorni a seguire, almeno fino a domenica. Tutti con un fiore in mano, chi si intrattiene per molto tempo, chi si ferma per una veloce preghiera, chi invece ha un fiore che avanza e decide di lasciarlo magari in una delle tante tombe abbandonate. Hai visto cosa c'è? Tombe abbandonate, lapidi che non sono messe al suo posto. Il marmo ovunque, anche marmo di nomi disseminato per terra, è difficile anche ritrovarli poi un giorno. Certo, non si troveranno più. Al momento che uno dovrebbe cambiare qualche locolo qua, nemmeno le ossa si trovano qui sotto. Io ogni volta che vengo mi creda, mi piange il cuore. Girare con microfono e telecamera all'interno del cimitero attira interesse e curiosità e sono in tanti a voler prendere la parola, ma per denunciare una serie di disservizi, quello più comune, la mancanza di luce. Continui furti di rame hanno lasciato letteralmente al buio quest'ala del cimitero e un'ala nuova, e così questa parete che vedete nelle immagini è al buio da quasi 2 anni. Sono a buio da 2 anni e farò sicuramente la disdetta. Abbiamo fatto giustamente tante richieste sia al comune e tutto, ma ci dicono che si è rotto un pezzo e è costoso, non lo possono comprare, non lo so. In alcuni casi manca l'acqua, anche se la maggior parte delle fontane sono state riparate in extremis. In compenso non mancano le erbacce, mentre molti vialetti mostrano i segni dell'abbandono e dell'abusivismo, con improvvisate panche ed altarini di fortuna. Disordinato anche il piazzale antistante la confraternita di San Giuseppe e San Giovanni Battista. Non occorrono altre parole, bastano le immagini per mostrare un simile scempio, con marmi distrutti e rifiuti di ogni tipo che ricoprono persino i loculi. In compenso e a differenza degli altri anni è ordinato l'afflusso al cimitero con un imponente servizio d'ordine garantito dalla Polizia Municipale ed un efficiente servizio di trasporto della MT. Ed oggi si replica per il giorno clou della ricorrenza. In ogni caso la festa dei morti in Sicilia è una delle ricorrenze più sentite, tra il ricordo dei defunti innanzitutto, ma anche i dolci, l'attesa dei regali per i più piccoli, una tradizione che resiste ma nel corso degli anni sta perdendo slancio, insediata soprattutto da Halloween, che piace tanto ai più piccoli. Non c'è dubbio, vero Angelo? Assolutamente. Allora diamo un'occhiata ai giornali se vuoi. Sì, cominciamo la rassegna regionale con il quotidiano La Sicilia, con la prima pagina del quotidiano La Sicilia, che ha intanto in primo piano la manovra, spunta il Salva Catania. Una notizia questa, perché il Salva Catania? Perché i comuni in uscita dal dissesto, e Catania è uno di questi comuni, potranno far pagare a ogni passeggero di aereo o di nave una tassa fino a 3 euro. Questo cosa significa, cosa comporta? Comporta che questa è la sintesi fatta poi nelle pagine interne della Sicilia: per i comuni in deficit un fondo anno da 50 milioni tra il 2024 e il 2033 per chi fa un piano di rientro, quindi
possibilità di avere delle risorse per poter affrontare al meglio evidentemente l'uscita dal dissesto. Poi la fotonotizia con finalmente un Tabbiani sorridente, perché ieri il Catania ha ritrovato la vittoria, il sorriso, vince il recupero con il Brindisi 2-0, Tabbiani salva la panchina. Ma le prove non sono finite, perché domenica arriva un'altra trasferta piuttosto complicata, quella con il Potenza. Adesso temi decisamente più seri, la guerra israelo-palestinese, feriti e stranieri fuori da Gaza, ci sono anche 4 italiani, e poi la gaffa di questa mattina tutti parlano, è diciamo la notizia politica per eccellenza, stanchi dell'Ucraina, Meloni al telefono con un finto leader, praticamente è stata beffata da 2 comici russi che si sono finti leader. Molto simpatici. Esatto, e hanno praticamente spinto la Meloni a parlare di temi internazionali. Questa è la prima pagina della Sicilia, poi andiamo all'interno del giornale e parliamo di economia, perché investire green, la Sicilia è il leader con l'energia, nuove filiere e più lavoro. Questo è il dato che viene fuori da Unioncamere. Sono già 36.000 le aziende impegnate, la Camcom è al loro fianco, quindi la Camera di Commercio al loro fianco, significa che c'è anche una piattaforma per creare le CER, punti di forza sono anche il digitale, la rete è all'estero, nell'isola resta il nodo però delle pensioni. Però sono buone notizie, investire nel green può portare a nuova occupazione. E a proposito di nuova occupazione, la ST Macroelectronics, aumento per i dipendenti del sito Etnea, c'è un contratto integrativo, plauso della FIMCISL per l'ipotesi di accordo dopo 30 ore di trattative sindacali. Intesa importante dal punto di vista normativo anche salariale. Ora gli investimenti, c'è il no della UILM. Ecco, e poi si parla anche di medicina, stamattina un intervento particolare, riduzione dello stomaco a paziente obesa, operata in laparoscopia in anestesia spinale, innovativo intervento eseguito dall'equipe del professore Latteri. E poi ancora 250 precari stabilizzati negli ultimi 3 mesi, si tratta di 215 unità di personale medico e sanitario, 5 tecnici e 30 amministrativi. Parliamo invece dell'azienda Arnas Garibaldi, quindi la sanità catanese in qualche modo cerca di trovare occupazione ma soprattutto mettersi in mostra per le grandi capacità. Cimitero, visite abbiamo detto a ritmo ridotto proprio perché scaglionato diciamo nella giornata. I fiorai, si parla di crisi, sono comunque solo dopo le 11 le presenze sono aumentate, l'assessore Petralia in molti hanno preferito venire sabato e domenica scorsi. Però per i fiori, crisantemi e rose rincanate, più costi all'ingrosso e calo del 45%, questa è la situazione praticamente che viene fuori per la commemorazione dei defunti. Il giornale di Sicilia, la prima pagina, regione, una valanga di cause. Che cos'è? Perché mette il dito, diciamo, in finanziaria sono stati accantonati oltre 70 milioni per centinaia di vecchi e nuovi contenziosi aperti. Il record riguarda la formazione beni culturali e c'è la voragine dei debiti delle partecipate. Più di 1000 le richieste di risarcimenti nei soli primi 9 mesi del 2023. 2 anni fa il primo altolà lanciato dalla Corte dei Conti, quindi sulle casse della nostra regione pesano anche queste spese. E poi spese per il personale, previsioni di aumenti anche in questo caso. E poi c'è la fotonotizia, perché ieri è stata una giornata infernale per il traffico a Palermo. Una protesta ha bloccato Viale Regione, oltre che per le code delle zone dei cimiteri e per il tappo del Ponte Corleone, circolazione in tilt per colpa degli abitanti di via Belmonte Chiavelli, contrari ad un senso unico, cassonetti rovesciati in strada. Quindi ieri c'è stata una giornata comunque complicata per quanto riguarda la viabilità nel palermitano. A Gaza altre bombe sui campi profughi, italiani in fuga, e nel Siracusano un'auto pirata travolto e ucciso mentre guida il Calesse. Ce ne siamo occupati nella giornata di ieri anche nei nostri telegiornali. Adesso siamo alla prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica. Zero riforme, questo è il titolo che viene accompagnato con questa foto dell'aula dell'Ars. La
maggioranza, dalla regione al comune di Palermo. Il centrodestra in Sicilia gira a vuoto, occupandosi solo di nomine, rimpasti e anche di spartizione. Viene messo dunque l'accento a quello che è l'immobilismo in qualche modo dell'azione politica. L'opposizione, la senatrice del Partito Democratico ed ex leader della CISL Anna Maria Furlan, dice: giochi di potere sulla pelle dei siciliani, gli impegni disattesi ricalcano quelli di Meloni. Fa un parallelismo su quanto accade alla regione e quanto avviene invece al governo nazionale. Poi c'è un dossier: fontane prosciugate, viaggio nella città trascurate. C'è questa fotografia, la fontana davanti alla Zisa, Vuota. che è praticamente vuota. E poi si parla anche della sofferenza del verde, alberi senza pace, adesso soffrono i ficus, prima le palme aggredite dal punteruolo rosso, adesso i ficus presi di mira dalla mosca bianca, quindi non c'è pace per gli alberi palermitani. Questa è la situazione descritta dal quotidiano Repubblica. Nomine, rimpasti, spartizioni, siamo nelle pagine interne. Nell'isola la politica gira a vuoto, le riforme restano sulla carta. La polemica alla Gala Schifani sul tycoon giapponese è solo la punta dell'iceberg di un centrodestra che rischia di implodere. Queste sono le previsioni di Repubblica. E sempre su Repubblica andiamo, vedete, a fare attenzione, a mettere più attenzione a quanto sta accadendo a Palermo. Dopo il punteruolo, ecco la mosca bianca che aggredisce i ficus. In tante strade della città si vedono tappeti di foglie perdute dagli alberi e non si tratta del ricambio autunnale. Dunque si chiama la Shigella simplex, Shigella simplex, causa il deperimento dei rami e può arrivare a bloccare lo sviluppo l'anno nero del verde. Questo per quanto riguarda la città di Palermo, che però vive anche altri problemi certamente più seri. Quelli, non che il verde non sia serio, però qua c'è un problema di ordine pubblico e di sicurezza, aggressioni e rapine, rider nel mirino, e l'azienda la dobbiamo risarcire noi. 2 fattorini colpiti in meno di 10 giorni, l'ultimo l'altra sera mentre faceva una consegna al capo. Questa è la situazione e anche ieri ci siamo occupati noi di questa vicenda, di come la sicurezza a Palermo sia in questo momento un tema piuttosto delicato. La Gazzetta del Sud, che ha un'apertura sulla città, proprio dedicata alla città di Messina. Mili, l'impianto supera i controlli, raccolta differenziata, 197 mezzi a noleggio per migliorare la quota del 57%. Dopo l'esposto della Lega, l'ASP non ha rivelato gravi criticità nel depuratore. E poi ancora c'è l'annuncio di un assessore, dell'assessore di Messina, il piano di ampliamento dei cimiteri di Messina, mentre invece per quanto riguarda la città di Taormina, morosità idriche in un albergo sospeso alla fornitura per allaccio abusivo. Primi distacchi dalla fornitura per quanti non hanno pagato l'acqua. Ieri il sindaco De Luca si è scagliato contro alcuni dipendenti comunali, a suo dire complici dei morosi. Sono evidentemente accuse che fa il sindaco di Messina. Abbiamo il tempo stamattina per fare una mini rassegna stampa, diciamo sportiva, per quanto riguarda le formazioni siciliane. Comincerei dalla pagina dedicata alle vicende siciliane della Gazzetta dello Sport. Tabbiani alla riscossa, noi uniti e compatti, ora tutto può cambiare, l'allenatore ritrova il successo, salva la panchina. Voglio ringraziare la società per la fiducia che mi dà. Questo per quanto riguarda invece quando riguarda il Catania, e parliamo di Catania anche sulla Sicilia. Sarà e Bocic, gol pesante, successo che vale il doppio. Tabbiani consolida il posto, intesa ovviamente come panchina, ma ieri si è giocata anche un'altra partita, c'è solo il Taranto, Messina non pervenute, però i Ritani iniziano con la difesa a 3, vengono messi sotto e poi non riescono a reagire, alla fine è finita 2-0 per il Taranto e dunque il Messina inciampa nuovamente. Questa è la situazione. Un'ultima notizia sempre di calcio questa mattina. Palermo, sorrisi in difesa con il rientro di Buttaro. Corini può alternare i terzini, e sulle pagine della Repubblica Palermo di questa mattina c'è anche un omaggio proprio al Palermo Calcio, che festeggia insomma
il suo compleanno. Importante dunque un riconoscimento per il club, in questo momento in mano evidentemente alla società del Manchester City, alla proprietà inglese. Bene. Quindi auguri anche al Palermo. Perfetto, ci fermiamo provvisoriamente e passeremo ai quotidiani nazionali fra pochissimo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, riprendiamo e ripartiamo dal Corriere della Sera stavolta con i fatti più importanti non solo italiani ma anche internazionali. Certo. E l'apertura stamattina, ma non solo del Corriere, di tutti i quotidiani, è proprio sullo scherzo telefonico di due comici russi alla Meloni che risponde: Kiev, c'è stanchezza. Questa è stata la sua risposta, e la Premier si risvegliò in una scena di Totò truffa. Così scrive stamattina il commento di Fabrizio. Però adesso Ronco. posso dire una cosa, Sì. dire che c'è stanchezza non mi sembra una cosa così terribile, non è che ha detto io sto con la Russia, ha detto c'è stanchezza, che mi sembra un fatto vero, un fatto reale. Cioè, altri quotidiani mettono in evidenza come non sia scivolata la appunto. Meloni sulle domande insidiose che sono state. Non ha detto cose terribili, ha detto cose che probabilmente pensiamo tutti. C'è un senso di stanchezza effettivamente. Poi c'è la manovra dura su sanità e poveri. La manovra del governo è durissima, lo dice il leader dei 5 Stelle Conte, serve un segnale forte sulla sanità per i meno ambienti. Poi ancora l'onda antisemita in Europa, centinaia di stranieri feriti via da Gaza. Tajani, sono usciti 4 italiani, altre pietre d'inciampo danneggiate a Roma, fuoco e svastiche alla sala funebre ebraica di Vienna. Sono segnali dei quali ha parlato anche il Papa ieri in una lunga intervista al TG1. Schianto in auto, siamo alla cronaca dopo la festa di Halloween, morti 2 amici, un tragico schianto davvero. Una Peugeot nera a bordo 6 ragazzi che tornavano da una festa di Halloween, arrivava come un proiettile alle 5 di mattina, si schianta in via Forlarini a Milano. Bruttissima storia questa, che viene ripresa comunque nelle pagine interne anche dai quotidiani. Meloni, scrive Repubblica, la beffa russa, sicurezza violata. Ecco, si punta su questo tema. 2 comici moscoviti sono riusciti ad aggirare i controlli, parlare con la Premier fingendosi leader dell'Unione Africana. La Presidente del Consiglio nella telefonata fake, stanchi del conflitto in Ucraina, poi scopre da giro sostegno a Kiev. Non mi sembra una cosa terribile, sinceramente. Guarda. Mentre i 2 autori dell'inganno dicono non siamo spie, lei ci ha richiamato perché evidentemente... No, piuttosto la cosa sorprendente è la struttura che affianca Meloni, che non si è accorta completamente che stava parlando con 2 comici e non con l'Unione Africana. Questo sì che è curioso. E poi stranieri malati via da Gaza, anche 4 italiani. All'allarme del Papa, c'è ancora l'antisemitismo. Washington, la striscia torni nelle mani dell'autorità palestinese. Questo arriva dagli Stati Uniti. Intanto per la politica, spinta ai contanti, prelevi col POS anche nei negozi. E poi invece sorpasso Mediaset, profondo rosso per gli ascolti della RAI. Queste le principali notizie di Repubblica. Anche sulla Stampa, come vedete, in apertura c'è ovviamente il conflitto in Medio Oriente, il confine dell'umanità, questo è il titolo. Poi ci sono delle riflessioni. Questa foto drammatica, davvero drammatica. Molto bella. Francesca Mannocchi dice vivere e morire nei campi profughi, mentre c'è poi se il figlio di Bibi diserta a Miami. Ci sono polemiche perché è andato a Miami, e a Miami ha postato una foto praticamente da Miami mentre il paese è in guerra. E poi la Meloni, la telefonata beffa, quella che viene segnalata su Kiev, Occidente stanco della guerra, riprende la Stampa, PD in piazza per pace e salari, premierato pericolo per l'Italia. Questi sono i fatti più significativi dalla Stampa e sentiamo e leggiamo anche Avvenire. Segnali d'odio, scrive Avvenire, a Roma
nel mirino quattropiede di Inciampo avviene il cimitero ebraico insieme all'accanimento antisemita. Ora cresce l'allarme per l'islamofobia. Tutte e due, antisemitismo e islamofobia. Sono segnali pericolosi. Il Papa, non abituarsi all'orrore. Francesco, telefonata quotidiana con la Striscia, e andrà alla COP28. Queste sono le sue rivelazioni parlando al TG1. Lo scherzo corre sul filo, trappola russa per Meloni, scrive stamattina il quotidiano Avvenire. Poi Ucraina, è l'ora dei rientri, 4 milioni da inizio anno in Europa, vita troppo cara, e quindi si preferisce tornare indietro in un paese in guerra, ma non in guerra. Europa. E poi, mentre avanza l'antisemitismo, euro stretta sull'Islam, i paesi dell'Unione Europea in trincea contro il terrorismo, più intelligence e controlli intensificati su moschee, scuole e tribunali. Anche qui c'è lo scherzo alla Meloni di 2 comici russi, solo l'opposizione grida allo scandalo. Fra l'altro dobbiamo dire che non è la prima volta che questo duo, diciamo, russo prende di mira leader politici. Da tutte le parti. Lo ha fatto in Spagna, lo ha fatto in Germania, insomma. Sanchez c'è cascato pure lui. Quindi diciamo che non è assolutamente una primizia. Francesco, Papa Francesco al TG1, l'antisemitismo resiste oltre la Shoah, non sono un papa di sinistra. Sono le parole di Francesco. Che è un grande, sempre ieri al TG1. Adesso il Fatto Quotidiano, stamattina cosa dice? Per farle dire la verità ci voleva uno scherzo. Vabbè, ma cosa ha detto? Beffata, dicono il Fatto Quotidiano. Meloni in retromarcia sull'Ucraina. Ma le sue posizioni filo-ucraina sono stranote, quindi non è che è una sorpresa. Dire che c'è stanchezza, ripeto, effettivamente. E poi la foto è piuttosto forte, perché vedete c'è il telefono. Offensiva KO, la Premier crede di parlare ad un leader africano, via d'uscita accettabile per le due parti. Ma insomma, non è che mi sembra niente di scandaloso. Leggiamo anche Libero. La burla è un intrigo, le iene di Putin contro Georgia, le impronte dei servizi segreti russi sulla finta telefonata al premier. Lo zar cerca l'incidente con Kiev e la sinistra sfrutta. Questo è interessante, perché Libero dice non è uno scherzo e basta, forse c'è anche lo zampino dei servizi russi. Un'ipotesi, ovviamente. È un'ipotesi. E poi La Verità torna sulla vicenda. Alla Meloni scappa la verità, la guerra ucraina deve finire. Scherzo telefonico di 2 russi che hanno già beffato altri big, l'abbiamo già detto, insomma, di quello che è successo. Le brutte figure, queste sono tutte quelle della sinistra. Altre storie, diciamo, l'inchiesta Samoro, dei guai della sinistra. Esattamente, insomma, vengono poi riassunte in prima pagina. Abbiamo forse il tempo per un paio ancora di prime pagine. Il manifesto, Meloni beffata dai comici russi, si fingono al telefono i due, Mopan e Lexus si al chiama. telefono un politico africano, la Premier parla a ruota libera, e da qui, diciamo, nascono le polemiche stamattina. Il premierato, norme antiribaltone, lite a destra perché pare che non tutta la maggioranza sia d'accordo con questa possibilità di poter cambiare il premier una sola volta durante una legislatura. E poi se cade si va alle elezioni, questa è un po' l'idea. E poi nel tunnel, eccolo qui, la fotonotizia, scambio di prigionieri o conquista, aiuti o assedio, tregua o guerra. Sotto Gaza in macerie ci sono 240 ostaggi, ma per riaverli ogni piazza di Tel Aviv è divisa da politica, etnia, classe, un solo accordo, via Netanyahu. Questo lo scrive e lo dice il manifesto. E chiudiamo con un'ultima prima pagina, che è quella del Tempo. Provocatori in piazza, eccolo qui il titolo scelto dal Tempo. Conflitto in Medio Oriente, contro manifestazione della sinistra nel giorno del corteo voluto da Salvini. Il leader leghista ribadisce non sarà un evento contro una religione o una civiltà, ma Fratoianni e compagni sfilano contro Israele e chi prende le sue difese. Ma sarà oggi queste due? Saranno oggi? No, il 4 di novembre a Milano, questo è l'appuntamento. Poi a Chigi, telefonata fake per Meloni, pare
palla con un finto presidente africano e qui c'era. Ciao Giorgia, sono Biden. Senti, ne per fiducia, ma non è che mi potresti fare una videochiamata, cioè così almeno ti vedo. Così è. Sono sicura che sei tu. Ci fermiamo qui per il momento. Vabbè, breve pausa, fra poco primi ospiti e primi argomenti. Intanto il meteo, diamo un'occhiata al tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà tempo instabile e perturbato sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Meglio invece la situazione al sud, sulla Sicilia. Avremo tempo stabile e assolato in un contesto asciutto con cielo sereno e terso. Di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche velatura. Ventilazione sostenuta con mari molto mossi ma con temperature massime diurne che saranno ancora miti. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, inizialmente il contesto si presenterà stabile e asciutto. Avremo una giornata tra nubi sparse alternate a delle schiarite. Nella seconda parte del giorno poi nuvolosità in graduale aumento con tempo instabile in serata e con precipitazioni sparse sul territorio. Valori massimi diurni che non subiranno particolari variazioni anche se localmente si guadagnerà qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatela a casa, buonissimo. Infatti tutti i giorni prima del TG c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19:30, naturalmente su questa rete, su Antenna Sicilia. Diamo il benvenuto a Don Carmelo Raspa, che è presbitero della diocesi di Acireale, grazie per essere con noi. Grazie. Oggi è il suo giorno perché si intrecciano in queste ore 3 feste, 2 diciamo un po' più tradizionali anche con caratteristiche religiose e una molto di meno, cioè Ognissanti ieri, Halloween la notte fra il 31 e il primo e oggi è naturalmente la celebrazione dei defunti. E hanno delle origini non completamente differenti, è vero questo? Ma perché in realtà le origini sono, almeno per quanto riguarda la festa di Halloween, le origini risalgono a queste feste che preludono all'inverno, alla luce che declina e quindi è il periodo in cui si crede che si possa essere più vicino quindi al regno dei morti, no? Normalmente immaginato come regno tenebroso. Poi il cristianesimo ha cristianizzato, scusate il bisticcio di parole, ha cristianizzato queste feste pagane ricordando tutti i santi che già era una festa che si celebrava, in realtà non si celebrava la festa ma si andava sulle tombe dei santi per celebrare l'Eucaristia nella memoria dei martiri e quindi nel tentativo di cristianizzare quelli che allora si chiamavano le popolazioni pagane è nata la festa di Ognissanti cui si è associata la festa quindi di Halloween in qualche modo prelude a Ognissanti senza voler essere blasfemi. Non mischiamo chiaramente non le due mischiamo, cose però... E anche perché in realtà poi è una festa che ha assunto dei toni un po' più commerciali e oggi altri decisamente significati in questo senso, per cui veramente. c'è anche questa forte opposizione da parte di una fetta del mondo cattolico, del mondo cristiano ad Halloween, sentiamo tutte le proteste, le polemiche, in realtà nasce da culture diverse che sono tutte accomunate dal tentativo di fare luce in un periodo in cui c'è buio. Certo. Lei che ha un po' il posto della situazione, sicuramente è presbitero alla diocesi di Acireale. Com'è la diffusione il seguito e la partecipazione? È vero che c'è un po', soprattutto questa giornata di oggi è meno sentita forse del solito o no? È meno sentita, abbiamo perso un po' tutte le tradizioni legate alla festa di Ognissanto, ai morti, la famosa Fiera dei Morti qui a Catania è stata, voglio dire, famosissima in questo senso, quindi un po' le tradizioni di riunirsi in famiglia, raccontare le storie degli antenati, dei nonni, di quelli che non ci sono più, il preparare la tovaglietta la notte tra l'1 e il 2, l'aspettare i regali, sono dimensioni che proprio a causa di questa inserzione di Halloween si sono andate un po' perdute, accanto possiamo dire a una perdita della devozione, della religiosità, anche le nostre assemblee
bisogna riconoscerlo, sono meno frequentate, ed è per questo che Papa Francesco ha chiesto di riannodare il legame soprattutto con le giovani generazioni, presi un po' da tante attività, da tante altre realtà, e da questo telefonino ci si dimentica di parlarsi, di raccontarsi la storia, che poi è la memoria della famiglia. Assolutamente. E oggi che cerimonie sono Oggi sono previste delle celebrazioni sia nelle chiese, nelle parrocchie, sia anche al cimitero. Ci sono i cimiteri in cui o i vescovi o i sacerdoti di un determinato territorio celebrano l'Eucaristia. Alla celebrazione è annessa l'indulgenza, la Chiesa crede all'indulgenza, cioè a queste pene che sono scontate nel purgatorio, è annessa l'indulgenza. È un modo per stare vicino, per ricordare, soprattutto per riaccendere la speranza nella risurrezione. Noi siamo cristiani, crediamo nella vita dopo la morte, quindi crediamo nella presenza. E il ruolo delle famiglie e delle scuole per i più giovani forse potrebbe essere anche maggiore da questo punto di vista? In questo senso sì, ci siamo orientati più ultimamente su Halloween e abbiamo perduto le grandi tradizioni nostre. Scherzetto va bene, però poi a un certo punto c'è anche... Ma guardi, io sentivo proprio di un confratello, non è qui, è nel Nord Italia, che aveva organizzato nell'oratorio la festa di Halloween, probabilmente stimolato dalle catechiste, poi il giorno di Tutti i Santi non ha visto i ragazzi in chiesa, ai quali aveva dato appuntamento il giorno prima. Quindi c'è una distorsione, bisognerebbe secondo me ritornare a quelle tradizioni belle. È chiaro che Halloween è molto più diretto, le maschere, i balli, i canti, le nostre tradizioni sono più intime, sono più familiari. Ma quello ha un portato commerciale molto forte, quindi è chiaro, feste, incontri, purtroppo anche tragedie come abbiamo visto a Milano, poi si hanno anche queste cose. Le nostre tradizioni sono molto più silenziose, non fanno rumore, anche perché i morti non vogliono il rumore, non vogliono i bambini svegli, sono molto più, come dire, intime. No? Abbracciano un po' il calore della famiglia, e credo che questo andrebbe ricordato, cioè la realtà della morte in un periodo in cui si cerca di esorcizzarla, di averne paura, quando invece bisognerebbe farne la pace, perché in fondo è, tra virgolette, se accade in maniera naturale, la naturale conclusione della vita, di cui forse essere anche un po' curiosi in questo senso. Noi completamente rimuoviamo. Come se abbiamo un po' di paura, anche noi cristiani abbiamo un po' di paura. In realtà è quello, vero? Abbiamo un po' di paura, perché implica chiaramente un lasciare, un abbandonare. Per noi cristiani è un ritrovare, in questo senso è un passaggio, una trasformazione, no? Così anche i testi della preghiera. Però è un'epoca in cui abbiamo paura della morte, abbiamo paura della sofferenza, abbiamo paura della vecchiaia, non diamo alle realtà il giusto valore e la giusta bellezza. Credo che bisogna ritrovare, almeno noi cristiani, per questo dovremmo un po' essere più incisivi, più profetici, il valore, come dire, naturale della morte, che per noi si accende di luce in Gesù. Dobbiamo anche avere il coraggio di parlarne anche in televisione, come stiamo facendo. Anche in televisione, come adesso. stiamo facendo. Pensavo anche al fatto dei bambini. Oggi i bambini vengono un po' allontanati da funerali, da cose varie, quasi a dire no, non bisogna traumatizzarli. Noi bambini eravamo invece a contatto con questa morte, e questo un po' ci ha educati anche nella nostra fede cristiana a stare vicino, ad accompagnare questo passaggio. Per quanto riguarda la partecipazione e le visite al cimitero, ecco, lei registra una partecipazione costante o c'è un calo, c'è una diminuzione? C'è un calo, credo, soprattutto dalla parte più giovanile in questo senso. Anche qui. Anche qui. È vero che ci sono i ricordi, è vero che ci sono gli affetti, però teniamo conto che il 2 non è giorno festivo come giorno l'1, si lavora. Ieri era il giorno festivo, oggi è un giorno quindi magari lavorativo. si approfitta di ieri per andare forse dai defunti, chi non è lontano da casa, chi ha tempo, il resto magari ha un ricordo ma non può andare fisicamente. Noi abbiamo notato con i nostri servizi dai 3 cancelli di Catania un andamento costante ma più ordinato, e questo può dare forse l'impressione di una diminuzione che magari non c'è, o un'impressione? Probabilmente. Sono certo sempre dei numeri un po' incerti. Abbiamo una grande fetta chiaramente di adulti che sono legati alle tradizioni, alle visite ai cimiteri, abbiamo un'altra parte che, dicevo, non per cattiva volontà ma per impegni non può recarsi al luogo a ricordare fisicamente i propri cari. Che poi peraltro la visita ai cimiteri è possibile farla costantemente, quando si è disponibili. È il legame fisico, poi con l'urna che custodisce, ci ricordiamo il foscolo, no? Questa corrispondenza d'amorosi sensi. Poi in realtà c'è un ricordo costante per noi cristiani, è la presenza
costante delle persone che ci precedono in fondo nell'altra vita, nella visione di Dio. Rimangono nei nostri pensieri, rimangono nei nostri nel cuore, ricordi. ma nella fede cristiana rimangono presenti, cioè proprio sono accanto in questo senso. Per chiudere, Don Raspa, ad Acireale oggi avete in programma qualche cerimonia importante? Ci sono, come dicevo già, ci sono le cerimonie nelle parrocchie e poi le celebrazioni nei vari cimiteri, sia quello di Acireale, Riposto, Santa Venerina, le varie zone cimiteriali prevedono la presenza di celebrazioni. E anche lì è tutto in ordine, ben tenuto? Sì, ben tenuto, ben gestito chiaramente, e con questo afflusso che, voglio dire, da parte di una buona fetta di adulti specialmente, di gente che è legata alle tradizioni, partecipa e attende questa celebrazione. Bene, grazie per essere stato a voi, con noi. buona giornata. La lasciamo quindi ai suoi impegni di questo 2 novembre. Don Raspa, che è presbitero della diocesi di Acireale. Adesso facciamo una breve pausa, poi ci saranno altre storie e altri ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, il nostro ospite è il professor Maurizio Caserta, che è docente di economia politica ma anche capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Vogliamo parlare con lui dell'inflazione che grazie al cielo scende, ma ci sono anche altri problemi che vedremo insieme. La sua attività politica continua, professore, sempre? Certo. E se si dovesse tornare a votare, dico per dire, è una cosa ipotesi, lei si ripresenterebbe a sindaco? Sono già troppo vecchio. Risposta molto diplomatica, complimenti professore. Allora veniamo ai temi del nostro incontro. L'inflazione che scende davvero forse in maniera anche imprevista, siamo a più 1,8 come vedete, mentre a settembre eravamo a più 5,3, quasi 4 punti. Ma che è successo, professore? È successo che si sono abbassati i prezzi dell'energia. Infatti questo dato è un dato medio, se noi lo confrontiamo con il dato che riguarda la spesa dei consumatori nei supermercati, vedremo che questa riduzione non c'è stata. Quindi da una parte è una buona notizia, perché il rallentamento dei prezzi è sempre una buona notizia, perché l'inflazione è il più subdolo dei mali. Ma occorre guardare bene dentro la notizia per scoprire che questa riduzione media è il risultato di una forte riduzione dei prezzi dell'energia, ma non di una altrettanto riduzione dei prezzi dei beni che le famiglie acquistano. Di consumo, di largo consumo. Ci arriviamo subito. Però, professore, anche lei mette l'accento sull'andamento dei prezzi dei beni energetici, ma poi leggiamo che per il gas si va a un più 10% ancora e sarebbe il terzo rincaro da agosto. E questo non contrasta con ciò che abbiamo appena detto. Infatti tutti i commentatori, che la notizia è uscita in questi giorni, abbiamo letto tutti i commenti degli analisti, Cottarelli e gli altri, temono che questa riduzione che osserviamo nel mese di ottobre in realtà sia di breve durata e che la ripresa dei prezzi è possibile proprio per quello che lei ha detto. Per questo non bisogna cantare vittoria presto. Non dobbiamo correre il rischio di trovarci nel peggiore dei mali possibili, quello che mette insieme inflazione e recessione. Non siamo in recessione, c'è un rallentamento, c'è una stabilità del PIL. Dobbiamo evitare che queste due cose messe insieme generino veramente il peggiore dei mondi possibili. Però il PIL è fermo da un bel po', è vero? Il PIL è fermo, non siamo tecnicamente in recessione, è fermo. Sappiamo... Il PIL è l'insieme della ricchezza prodotta da tutto il paese, complessivamente, prodotto interno lordo. Ecco. Quindi siamo in una fase difficile, tutti gli analisti lo confermano, in cui c'è un rallentamento della crescita che normalmente si associa a un rallentamento dei prezzi. È fisiologico che sia così,
perché c'è una flessione della domanda, cioè c'è una pressione meno forte sui prezzi, però dall'altra parte possono crescere i prezzi dell'energia che normalmente noi compriamo dall'estero, quindi hanno a che fare con fatti che non riguardano l'economia italiana direttamente. Le due cose messe insieme, rallentamento della crescita e accelerazione dei prezzi, presenterebbero uno scenario veramente difficile. Sì. Devo dire che da parte soprattutto di organi di informazione vicini al governo si sono cantate le lodi di il carrello tricolore, questi sconti che avrebbero fermato, diciamo, appunto, l'inflazione negli acquisti dei beni di prima necessità, anche se devo dire noi stessi facendo qualche piccola inchiesta, diciamo, sul campo, così col valore che può avere, abbiamo notato che la gente o non se ne è accorta oppure ha detto è poca roba, il resto è continuato a aumentare, il resto è continuato come prima. Ecco. Può darsi che se ci fosse un calo generalizzato dei prezzi all'energia, poi a poco si rifletterà sui prezzi dei beni al consumo, ma al momento questo non è così. Quindi può avvenire eventualmente gradualmente un po' più avanti, semmai questo. È verosimile se il calo dei prezzi all'energia è un calo stabile. Se, come sembra, ci sarà a breve un'inversione di tendenza, quel beneficio probabilmente non si presenterà. Ma come mai noi abbiamo registrato almeno questo più 1,8, cioè questa discesa rapida dell'inflazione dal 5,3 che avevamo, mentre quella media europea, non so se abbiamo il cartello anche di questo, è più alta, sono al 2,9. Come mai? Ma sappiamo che l'Europa è in una fase di rallentamento della crescita e questo ovviamente riguarda anche il nostro paese. L'inflazione è il risultato di tante cose insieme. Ci sono due cose fondamentali: la variazione dei costi, per cui i prezzi crescono perché sono cresciuti i costi dei beni che le imprese acquistano, e dall'altra parte c'è la pressione della domanda. Ora qui la domanda si è allentata molto, nell'ultima fase c'è un rallentamento della domanda, le famiglie comprano meno perché sono spaventate dall'inflazione crescente e questo genera un rallentamento dei prezzi. Gli analisti invitano a stare attenti anche su questo perché noi stiamo confrontando il dato di oggi con il dato dell'anno scorso e il dato dell'anno scorso nello stesso mese registrava un fortissimo incremento dei prezzi all'energia. Quindi il confronto fa apparire un dato molto positivo oggi, in realtà è dovuto al fatto che era molto negativo allora. Forse soprattutto per la guerra perché stiamo parlando di un anno fa. Ecco, professore, adesso ci sarebbero tanti discorsi da fare per dire è chiaro che l'aumento dei tassi ha provocato, come dire, una contrazione dell'economia, questo è il risultato, cioè alla fine circola meno di tutto perché sono arrivati gli aumenti dei tassi, per cui aumenti per i prestiti, per i mutui, per tutto. Il commento sui comportamenti delle banche centrali vede posizioni contrapposte. Da una parte i difensori della stabilità monetaria ovviamente plaudono a manovre restrittive delle banche centrali, chi invece vorrebbe una maggiore disponibilità di denaro liquido contesta e critica un comportamento rigido delle banche centrali. Sembra che, e questo i governatori l'hanno detto, siamo arrivati al picco, nel senso che la piantano, diciamo, scusi il termine un po' che non dovrebbero esserci ulteriori aumenti dei tassi di interesse. E del resto qualcuno può dire che questo è un successo, no? Il rallentamento dei prezzi è un successo dei tassi di interesse crescenti. Vedremo se è così. Ecco. Parliamo però, come dire, terra a terra, professore, di quello che vivono le famiglie, vivono gli italiani, i catanesi, i siciliani. La sensazione è che i prezzi sono rimasti alti e che soldi non ce n'è, diciamo banalmente e brutalmente. E infatti, se guardiamo al rapporto sulla povertà che l'Istat ha pubblicato nel mese di ottobre, scopriamo che c'è una crescita
del numero delle famiglie povere, del numero delle persone in uno stato di povertà assoluta, che significa stare veramente al di sotto della sopravvivenza. Il dato siciliano, del mezzogiorno siciliano e delle città siciliane in particolare è mediamente più grave di quello nazionale. Quindi in Sicilia, nel sud, a Catania, abbiamo un problema molto forte, che è quello di far fronte al disagio, alla difficoltà, alla povertà di molte famiglie. Questo è il dato più preoccupante, ovviamente, perché fa emergere sofferenza vera di famiglie, bambini. Noi non abbiamo le sofferenze che ci sono in altre parti del mondo in questo momento, ma questo non significa che non dobbiamo guardare con estrema attenzione a quello che succede nelle nostre città, nelle nostre regioni. Il momento è difficile per tutti, certamente nessuno ha la bacchetta magica per cambiare. Ecco, ma lei è un economista, professore. Il primo suggerimento che lei darebbe, la prima via d'uscita, quale potrebbe essere? Ce l'abbiamo sotto gli occhi ed è ovviamente gli investimenti del PNRR. Parliamo da 2 anni ormai di questa massa di risorse. Dobbiamo investire, lo diceva il governatore della Banca Italia nell'ultima sua uscita pubblica ieri. Non possiamo pensare che se non si investe sulla capacità di innovare, sulle infrastrutture, poi la crescita forse avvenga non siamo stati capaci di predisporre i piani che erano necessari per poter ottenere quei soldi del PNRR? Evidentemente ci sono alcuni problemi che impediscono una piena convinta utilizzazione di quelle risorse, però lì sta la soluzione, perché è quella che ci permette di guardare su un orizzonte un po' più lungo. E si fa ancora in tempo? Speriamo di sì. Bene, grazie al professor Maurizio Caserta, professore ordinario di economia politica, che ci lascia un po' così, ma la realtà è questa, non è che possiamo inventarcene una che non esiste. Grazie, buon lavoro professore. Buonasera, adesso grazie. facciamo una breve pausa, state con noi, dopo parleremo di prevenzione dei tumori, un altro argomento estremamente importante. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con il professor Vincenzo Adamo, che è docente di oncologia medica, coordinatore della rete oncologica siciliana, e siamo anche in collegamento da Roma con la dottoressa Sonia Carisi, che è direttore generale della Fondazione Incontradonna. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Allora, buongiorno a voi. Dobbiamo parlare di una iniziativa molto bella, molto positiva, che si fa in collaborazione con le ferrovie. Stare in salute in parte... Scusate, con Ferrovie e con Frecciarossa, cioè prevenzione, come vedete da questo movimentato filmato che è uscito adesso, Frecciarossa, la prevenzione viaggia in treno. Di cosa si tratta, dottoressa Carisi? Sì, è un progetto che ormai dal 2010 Incontradonna con Ferrovie dello Stato e il Ministero della Salute porta avanti per diffondere la cultura della prevenzione diretta non solo alla prevenzione del tumore del seno, ma alla prevenzione oncologica in generale. Quindi andiamo sui treni di Ferrovie dello Stato con i nostri volontari, i nostri medici per tutta Italia, tant'è che stiamo su l'alta velocità ma anche regionale Intercity, con un centinaio di volontari, medici che proprio diffondono informazione corretta rispetto alla prevenzione, ma in più vengono effettuate proprio delle visite, dei consulti medici proprio per la prevenzione oncologica. Ecco dottoressa, anche oggi e anche domani, se abbiamo capito bene? Allora, in realtà i viaggi sono terminati il 31 ottobre, quindi è tutto il mese di ottobre che siamo in giro per l'Italia e poi continuiamo sicuramente nella diffusione del Vademecum della salute. Il Vademecum della salute è un supporto che in realtà
cartaceo, ma anche digitale, ecco, sono questi, Sì, e lo vediamo. continuiamo a distribuirli in realtà per parecchio tempo in tutte le occasioni in cui veniamo in contatto con persone, con utenza, quindi creiamo proprio degli eventi anche ad hoc per continuare a distribuire il vademecum della E salute. noi le facciamo i complimenti naturalmente a lei e a tutta Incontradonna. Professore, grazie alla prevenzione e a queste iniziative che stanno migliorando le cose per quanto riguarda il tumore al seno, è così? Sì, senza dubbio. Sul tumore al seno ormai siamo è un tumore di alta incidenza. Nella donna il tumore ancora a più alta incidenza e anche in previsione continuerà ad esserlo, però nello stesso tempo è il tumore dove abbiamo ottenuto il maggiore risultato in termini di sopravvivenza e di guarigione. Negli stadi iniziali siamo al 90-92% di guarigione, parliamo di stadio 1 e anche stadio 2, quindi attraverso certamente due aspetti fondamentali hanno portato verso questi risultati: la prevenzione, gli screening, che per un certo periodo hanno funzionato anche abbastanza bene, sempre con un divario nord-sud, purtroppo nel nord un po' più sensibili, nel sud un po' meno. Poi c'è stato un po' lo stop del Covid, però adesso c'è una netta ripresa, ma senza dubbio la prevenzione, lo screening è fondamentale, cioè andare a farsi la visita senologica, l'ecografia, la mammografia, tutto quello che è necessario. Insieme a questo però le innovazioni terapeutiche, i risultati dal punto di vista chirurgico, dal punto di vista oncologico medico, con le nuove terapie innovative importantissime che hanno cambiato la storia naturale di molti tumori fin dalla fase iniziale, naturalmente con la radioterapia, cioè le tre componenti fondamentali che oggi vengono utilizzate in che maniera? Nella maniera più corretta, cioè nella multidisciplinarietà. La decisione su un caso clinico deve essere una decisione multidisciplinaria. Che vuol Oggi dire questo multidisciplinare vuol dire che attorno al caso si devono sedere tutti gli attori. Intanto la persona è la cosa più importante, non c'è dubbio, che sta al centro di tutto, ma attorno a questo caso si devono riunire tutti gli attori che hanno un compito, dal chirurgo all'oncologo medico, al collega radioterapista oncologo, al patologo, anatomopatologo, biologo molecolare, che oggi è di estrema importanza. Perché e questo si può realizzare? Questo si realizza in quello che si chiamano le breast unit. Ma anche dalle nostre parti? Come no? In Sicilia abbiamo 17 breast unit attivate e accreditate e decretate con decreto assessoriale. Io faccio parte, fra l'altro, non sono solo il coordinatore della rete oncologica siciliana, ma sono nella commissione delle breast unit, sono componente oncologo della commissione senologica e proprio in questi giorni abbiamo completato di verificare, perché facciamo delle verifiche ogni 6 mesi, su come l'andamento dentro le breast unit, e tutto il territorio siciliano è coperto. Naturalmente non tutto può essere oro, però ce ne sono almeno 13-14 che funzionano molto bene, stanno facendo i percorsi, quelli che si chiamano percorsi diagnostico-terapeutici integrati nella maniera corretta, cioè questa paziente, questa signora entra in un percorso e deve rimanere in quel percorso, perché solo così si ottiene il meglio. Dottoressa Carisi, visto che ormai insomma, questa bella esperienza di Frecciarossa, la prevenzione viaggia in treno, si può dire conclusa o quasi, che bilancio può trarre? Ma il bilancio è positivo perché c'è comunque una disposizione da parte delle persone, dei viaggiatori buona, sono più portati ad ascoltare, diciamo è una situazione quella sul treno più informale in cui riusciamo a creare maggiormente forse una serenità da parte del viaggiatore che non si sente in un contesto ospedaliero, no? Perché è completamente in un diverso. Un treno che viaggia è diverso dalla situazione, sì, infatti, un po' preoccupante. No? Prego, dottoressa, scusi.
Sì, magari poi c'è chi è in viaggio, approfitta per consultare e leggere il vademecum, oppure ecco, per farsi il consulto con il medico, e devo dire che sono sia persone più giovani che meno giovani, perché magari sulle persone più giovani riusciamo a parlare della prevenzione primaria, no? Quindi dei corretti stili di vita. Infatti ricordiamo a tutti che in realtà il 40% dei tumori sarebbe evitabile grazie proprio alla prevenzione intesa come prevenzione primaria, quindi l'attività fisica, l'alimentazione, evitare completamente il fumo, oppure ecco un altro punto sono le vaccinazioni. Abbiamo per esempio la vaccinazione da papillomavirus, che è proprio una prevenzione per alcuni tipi di tumori, quelli HPV correlati. Quindi devo dire, anche i ragazzi o comunque le persone più giovani riusciamo ad intercettarle, mentre le persone anche più anziane, che magari pensano di non dover fare certi tipi di controlli, in realtà invece noi le invogliamo a farle. C'è chi magari evita al momento, no, dopo una certa età, di andare a controllarsi con i pap test, invece va assolutamente continuato questo tipo di controllo. Per quanto riguarda la prevenzione poi in generale oncologica, indirizziamo tutti verso i 3 screening, quindi screening mammografico, pap test e colorretto. Ecco, devo dire che la situazione, noi siamo contenti perché vediamo sempre di più, un po' perché ci cominciano a conoscere di più come Incontradonna e come iniziativa Frecciarosa, ma un po' è proprio il contesto. Sui treni siamo più ascoltati probabilmente. Bene, ci fa molto piacere anche sentire queste parole. Professore, venendo alla questione dei tumori al seno e più in generale, lei poco fa diceva c'è un'attenzione molto maggiore per quanto riguarda la prevenzione, che coinvolge anche i comportamenti, è vero? Assolutamente sì, l'ho anche detto la dottoressa, il comportamento, lo stile di vita, quello che vogliamo definire, sembra una parola o un'affermazione, ma è facile. Lo stile di vita sono le abitudini di vita. È una delle prime cose che fin dall'inizio, quando facciamo l'anamnesi, io da giovane medico o anche i nostri giovani medici, la prima cosa è chiedere le abitudini di vita, quindi l'esposizione a certe cose, fumo, alcol, una dieta, alcol. Certamente, fumo, certo, una dieta che deve essere una dieta controllata, dove se c'è diciamo così, un ipermetabolismo, per esempio per quanto riguarda l'aspetto dei grassi o anche di altre situazioni, creiamo degli squilibri metabolici. Attraverso gli squilibri metabolici, senza dubbio, c'è un comportamento che può essere non causa-effetto, però sicuramente predispone, può lavorare in tal senso. Grazie. Dottoressa, per chiudere, Fondazione Incontradonna che fa queste iniziative, che promuove queste iniziative. Veramente molto lodevole, ecco, molto lodevole, che sta andando anche molto bene. Io volevo solo aggiungere questo, oltre al fatto della dare la possibilità degli opuscoli, è l'informazione, che è altrettanto importante. Una corretta informazione, una corretta comunicazione è altrettanto importante di una visita. Molto spesso c'è la paura di avvicinarsi a una prevenzione, a un'indagine, a fare anche un'ecografia, una mammografia, parliamo della mammella, ma se andiamo sul colon, da una banale ricerca sangue occulto nelle feci può salvare una persona, ma è banale, ed oggi il kit per fare questo lo si trova nelle farmacie, quindi te lo porti a casa, devi fare una cosa semplicissima. Allora, se non informi bene, spesso stiamo migliorando un po' su questo senza dubbio, e anche questa trasmissione sicuramente facciamo il nostro dovere. Dottoressa Carisi, che altre iniziative avete in programma per chiudere?
Sì, allora noi sicuramente facciamo, ecco, come diceva il professore, anche molta formazione e quindi sicuramente a breve di nuovo ripeteremo dei momenti di formazione diretti sia ai medici, quindi come ECM, cosiddetta formazione ECM, in cui partiamo però sempre il punto di vista proprio dei pazienti, mirati soprattutto ai percorsi proprio riferiti, percorsi terapeutici proprio riferiti all'oncologia in realtà per la cura del tumore al seno, ma anche tanta formazione verso i volontari, i pazienti e i caregiver. Abbiamo questi caregiver che sono proprio le persone che poi in qualche modo e anzi sono fondamentali per la cura del paziente oncologico, ma loro stessi hanno bisogno di formazione e di supporto, per cui stiamo programmando di nuovo corsi e attività proprio vere e proprie sia per i pazienti che per i caregiver, e poi sempre attività di divulgazione come quella del Frecciarosa. Abbiamo fatto attività per esempio proprio da poco sul tumore metastatico al seno con il Campidoglio, con tutte le pazienti e caregiver che hanno sfilato al Campidoglio a seguito poi di un Grazie dottoressa Caridi. Incontra donna, questo voglio ricordare, è la parola chiave per essere coinvolti in queste iniziative. Grazie alla professora Adamo, naturalmente complimenti per avere promosso questa importante iniziativa in collaborazione con le Ferrovie dello Stato. Adesso noi ci guardiamo un almanacco, che è sempre utile sapere le cose, e dopo parleremo naturalmente delle stelle. Saranno le stelle a proteggerci, anche loro contano. State con noi, buongiorno Sicilia. Se preferite utilizzare detergenti naturali, potete creare un efficace detergente miscelando parti uguali di acqua e aceto bianco in una bottiglia spray. Aggiungete alcune gocce di olio essenziale, come limone o tea tree, per un profumo piacevole e proprietà antibatteriche. Questo detergente è ottimo per pulire superfici come piani di lavoro e specchi. Se prendessimo tutti i neuroni presenti nel cervello umano e li mettessimo uno accanto all'altro, potremmo coprire una distanza di circa 965 km. Questa incredibile rete neurale è responsabile di tutte le funzioni cognitive e sensoriali del corpo umano, rendendo il cervello uno degli organi più complessi e straordinari del nostro corpo. In inglese alcuni concetti si possono esprimere con poche semplici parole. È il caso di so far so good, che si utilizza in situazioni in cui è bene essere cauti prima di cantar vittoria. In italiano possiamo renderlo con fin qui tutto bene. Tra i dolci tipici della festa dei morti in Sicilia, le ossa di morto sono quelli più a tema. Sono biscotti secchi aromatizzati con cannella e chiodi di garofano. Poi ci sono gli insuldi, originali del messinese, a base di mandorle aromatizzati alla cannella o all'arancia. Infine ci sono le rame di Napoli, tipiche di Catania, al contrario di quanto il nome lascerebbe pensare. Si tratta di biscotti morbidi al cacao ricoperti di cioccolato fondente. Angelo, abbiamo una notizia ancora? Sì, torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Non lo facciamo da tanto tempo. Primo accordo mondiale sull'intelligenza artificiale e anche la Cina ha detto sì. C'è un summit che si tiene a Londra, voluto proprio dal leader, uno diciamo dei leader inglesi, a cui partecipano praticamente tutti. E la cosa importante, sono 28 i paesi, c'è anche la Cina. Che cosa si punta a fare? Si punta a fronteggiare i rischi potenziali catastrofici dell'intelligenza artificiale, come la Frontier AI, ossia la più avanzata ChatGPT, che può sfuggire al controllo umano e finire in mani di terroristi, cybercriminali e disinformazione antidemocratica. Quindi insomma si sta mettendo a punto
un piano con delle regole, anche se dobbiamo dire che Biden, che ha mandato la sua vice a questo appuntamento, ha firmato un ordine esecutivo per delle restrizioni sull'intelligenza artificiale. Queste sono le ultime. Grazie. Adesso sentiamo Marco Amato, vediamo quale caffè, con quale tazzina. Questa è meravigliosa. Ma che cos'è? Un lupo? Una tigre. Ciao, non ti ho sentito bene, si sente poco. È una tigre. Una tigre. Fantastico. Allora che è? Roba aggressiva oggi l'oroscopo? No. Ma non proprio, invece ho puntato su una cosa molto romantica. Del resto per tigre io intendo la fierezza dell'animale e lo spirito forte. Oggi mi è sembrato molto interessante nucleare un po' una piccola magia, perché è un giorno speciale per la musica in quanto esce un inedito dei Beatles, niente meno. Ebbene sì, Now and Down è una canzone che venne registrata in una musicassetta con su scritto For Paul, che Yoko Ono diede dopo la morte del marito proprio ai rimanenti facenti parte dei Beatles. Ebbene, all'epoca i mezzi tecnologici non riuscivano a separare quell'abbozzo, quella nota, dal pianoforte arrangiato alla buona, così è registrato su una musicassetta, mentre invece con i sistemi tecnologici di oggi si è potuto ricreare la canzone e proporre questo inedito che ha la magia di poter saltare il tempo e lo spazio e riuscire ad arrivare a noi. Quindi quell'idea che Lennon poco prima della sua dipartita riuscì a proporre ai Beatles per una ipotetica reunion che non avvenne mai, diventa una canzone che esce proprio oggi in cui c'è la celebrazione appunto il Sole in Scorpione e tutti i suoi misteri e quell'assottigliamento appunto, come ho raccontato qualche giorno fa, della realtà che separa il mondo reale dall'aldilà. La luna è in Cancro, è la luna della rimembranza, della memoria, tutto ciò che in Cancro è sensibilissimo al passato e a tutto quello che nelle stanze della memoria ci riporta ad un ricordo affettivo. Ecco, vedete, questa mi è sembrata una piccola magia di come si può superare il tempo e di come una canzone o un'ispirazione possono arrivare dopo tanti decenni a essere realizzate e a diventare una canzone, un patrimonio dei gloriosi Beatles che rivivranno in questo pezzo ancora per un po'. Ebbene, oggi la luna è d'acqua, quindi un po' meno per i segni di fuoco, mentre invece Cancro, Pesci e Scorpione sono i protagonisti dello zodiaco. I fuoco dovranno un po' riflettere sulla natura sentimentale delle cose. È una luna morbida, è una luna che auspica bene sia per le economie dei segni di terra, un po' meno per i sogni degli aria, soprattutto Bilancia, Acquario e Gemelli, devono un pochino più lasciarsi andare. E detto ciò, con la mia tigre forte di spirito, vi auguro una splendida giornata e ci vediamo domani. Certo, grazie anche a te, buon caffè Marco Amato con la sua tigre, lo lasciamo, noi torniamo al 2 novembre che è la giornata, la festa, il ricordo dei morti, che è una tradizione che è stata istituita per i cattolici naturalmente per la prima volta nel 998 da Sant'Odilone di Cluny. Praticamente un millennio dopo, il 2 novembre ma del 1898, Johnny Campbell, uno studente di medicina, ha dato vita al fenomeno delle cheerleaders. Sorprende sapere che, sebbene oggi sia praticato principalmente da donne, il suo iniziatore è stato un uomo, un vero pioniere. Eh sì, facciamo gli auguri di buon compleanno oggi a Gigi Proietti, 80 anni, è nato il 2 novembre del 40, un maestro, uno dei più grandi mattatori dello spettacolo, eccelso come attore, regista, cantante, doppiatore. A 3 anni dalla sua scomparsa, che è avvenuta il giorno dell'80° compleanno, ecco, noi lo ricordiamo con affetto, quindi ci ha lasciato 3 anni fa e aveva appena compiuto 80 anni. Quindi. 20 anni dopo, il 2 novembre del 60, la casa editrice inglese
Penguin Books viene finalmente assolta dall'accusa di oscenità per avere pubblicato L'amante di Lady Chatterley. Il libro, grazie al suo contenuto piccante, aveva venduto 2 milioni di copie nelle prime 2 settimane. La notte del 2 novembre del 1975 segnò la tragica fine di Pierpaolo Pasolini. L'indagine iniziale accusò Pino Pelosi, ma si rivelò presto una storia più complessa. Pasolini, scomodo per le sue critiche alla società dei consumi, ai media, lasciò un ricco patrimonio artistico, tra cui film, opere teatrali e saggi. E sempre il 2 novembre, ma del 1983, Ronald Reagan istituì il Martin Luther King Day, una festività federale per onorare il grande leader dei diritti civili. E il 2 novembre del 2004 il regista olandese Theo van Gogh, che è nipote del famoso Van Gogh, è stato tragicamente ucciso. Prima del suo omicidio aveva diretto un film che affrontava il tema delle violenze sulle donne nel mondo islamico, suscitando diverse critiche e minacce, e poi è finita così. Siamo al 2 novembre del 2012, quando a causa della devastazione causata dall'uragano Sandy viene annullata la maratona di New York, una decisione senza precedenti nei suoi 42 anni di storia. Per concludere, il 2 novembre del 1972 Lucio Battisti ha pubblicato il singolo Il mio canto libero, brano che dà il titolo a uno degli album più famosi della musica pop. Da allora ogni nuovo disco di Battisti è diventato un evento. Mogol ha raccontato più volte la nascita di questo brano. A ispirarla è stata la separazione dalla moglie e lo sbocciare di un nuovo amore nella sua vita. Dal brano Il mio canto libero sono state realizzate decine di cover, noi ci godiamo la versione originale. L'appuntamento è per domani. Buongiorno Sicilia, il mio canto libero, speriamo sia anche il vostro. A domani. A domani.